Salve. Nell'isola di 15 giorni fa avevo dissertato sulle leggi che garantiscono l'impunità a molti delinquenti e avevo lasciato da parte il tema della prescrizione perché lo ritengo un capitolo a sé molto importante per capire dove sta andando il nostro paese sul fronte giustizia. Il motivo è semplice da comprendere. La prescrizione serve alla casta padrona per evitare di pagare per le loro malefatte. Da un'indagine dell'Università di Losanna sulla situazione carceraria di alcuni paesi europei emergono dei numeri che parlano da soli. Eccone alcuni che fanno data al 1° settembre 2014, un anno e mezzo fa. In Italia i carcerati erano 54.252 in totale, in Germania 65.710, in Inghilterra 85.509, in Francia 77.739, in Spagna 65.931. I numeri che fanno scandalo sono quelli che riguardano i reati finanziari ed economici, che comprendono anche i detenuti per reati contro la pubblica amministrazione e la corruzione, insomma tutti i reati della casta padrona. In Germania erano 6.271, in Inghilterra erano 1.352, in Spagna erano 1.789, in Francia il dato non è disponibile, mentre in Italia erano 228, sì, avete capito bene, al 1° settembre 2014 erano 228. Siamo praticamente il paese più corrotto d'Europa e abbiamo un numero irrisorio di carcerati per questo tipo di reato. In Italia i detenuti per questi reati sono lo 0,6 della popolazione carceraria, in Germania sono quasi il 10%. Uno scandalo mostruoso, e questo schifo è dovuto ad una legge, la cosiddetta ex Cirielli, che norma la prescrizione. Grazie a questa legge il potere politico ed economico del paese può permettersi di infrangere le leggi senza timore di andare in galera. Questo dicono i numeri che vi ho appena elencato. L'abbiamo visto anche un paio di settimane fa quando Denis Verdini, ex braccio destro del delinquente di Arcore ed ora la stampella del governo Renzi, è stato condannato a 2 anni di carcere per corruzione, mentre i suoi complici erano già stati da tempo condannati. Ma Verdini non è preoccupato, i suoi compari in Senato hanno aspettato quasi 3 anni per autorizzare l'uso delle intercettazioni telefoniche, paralizzando e quindi bloccando il processo a suo carico, facendo scattare così la prescrizione entro l'estate, e Verdini rimarrà puro come un giglio e la sua ferita penale rimarrà intonsa, mentre in altri stati, ad esempio negli Stati Uniti, il nostro uomo sarebbe già in carcere con la sua bella divisa arancione. Da noi invece ecco cosa ha dichiarato dopo la sentenza di condanna il responsabile giustizia del Partito Democratico Davide Ermini: se Verdini sarà condannato in via definitiva pagherà come tutti e nel caso si applicherà anche a lui la legge Severino. Noi stiamo dalla parte della Costituzione, della legge e della giustizia. Evviva! Una ipocrisia monumentale, perché Ermini sa che la tagliola della prescrizione cadrà sul processo tra qualche mese, senza dimenticare che la stampella renziana ha altri 4 processi in corso per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e naturalmente corruzione. Questo è il pedigree dell'amico di famiglia del bullo fiorentino. Poi c'è il caso Scajola, ve lo ricordate? È recente la sua decisione di non rinunciare alla prescrizione sul famoso caso della casa dei pressi del Colosseo a Roma, acquistata in parte a sua insaputa con i soldi di un costruttore. Infatti Scaloia sborsò di tasca sua per questa casa di 180 metri quadri del valore di 1.700.000 euro solamente 630.000 euro, mentre il resto lo ha pagato il costruttore anemone. Lui dice senza arrossire a sua insaputa. Per la cronaca, 2 anni fa Scajola ha venduto la casa con vista sul Colosseo e da lui pagata appunto 610.000 euro per 1.630.000 euro. Questa notizia mi ha procurato un pesante senso di nausea. Ma andiamo avanti. La ex Cirielli prevede che il reato di corruzione ed altri similari siano prescritti dopo 7 anni e mezzo. Ma attenzione, questi 7 anni e mezzo non scattano nel momento della scoperta del reato, ma dal momento in cui questo reato è stato commesso. Per capirci, se io avessi preso una tangente nel gennaio del 2010 e il reato venisse scoperto oggi, a luglio del 2017, cioè 7 anni e mezzo dopo l'incasso della mazzetta, questo reato verrebbe prescritto. Per cui con un bravo avvocato che sa trovare i cavilli giusti per rimandare il processo, sicuramente ne uscirei prescritto tenendomi ben stretto il mio bottino. E se qualcuno avesse l'ardire di chiamarmi corrotto e ladro,
lo potrei pure querelare e chiedere i danni. Questa è la realtà dei fatti. Dal dicembre 2005, quando il governo Berlusconi approvò la legge ex Cirielli sulla prescrizione, a proposito di, si dice ex perché lo stesso Cirielli che l'aveva proposta l'ha disconosciuta perché è troppo a favore della casta padrona, alla fine del 2014 sono andati in prescrizione 1.468.220 processi, un terzo del totale, 1.468.220 volte che non è stata fatta giustizia. Per cui quando sentite qualche politicante affermare che non si può tenere nella graticola per tanti anni un cittadino e quindi la prescrizione così com'è è sacrosanta, è semplicemente un imbroglione che vi sta prendendo per il sedere. Ci vediamo giovedì prossimo, se non c'è ancora la par condicio, non lo so. Se c'è la par condicio ci rivedremo dopo le elezioni comunali di Pordenone. Adesso sicuramente ne uscirei prescritto tenendomi ben stretto il mio bottino e se qualcuno avesse l'ardire di chiamarmi corrotto e ladro, lo potrei pure querelare e chiedere i danni. Questa è la realtà dei fatti. Dal dicembre 2005, quando il governo Berlusconi approvò la legge ex Cirielli sulla prescrizione, a proposito di, si dice ex perché lo stesso Cirielli che l'aveva proposta l'ha disconosciuta perché è troppo a favore della casta padrona, alla fine del 2014 sono andati in prescrizione 1.468.220 processi, un terzo del totale, 1.468.220 volte che non è stata fatta giustizia. Per cui quando sentite qualche politicante affermare che non si può tenere nella graticola per tanti anni un cittadino e quindi la prescrizione così com'è è sacrosanta, è semplicemente un imbroglione che vi sta prendendo per il sedere. Ci vediamo giovedì prossimo, se non c'è ancora la par condicio, non lo so. Se c'è la par condicio ci rivedremo dopo le elezioni comunali di Pordenone.